Bene. Sì, vabbè, che sondazzo facciamo oggi? Visto che gli è lunedì, no? Gli è lunedì, si inizia la nuova settimana, gli è anche il 5 maggio, e i fussi come immobile, dato il mortasso spiro, stette la spoglia in memore, orma di tanto spiro, no? Napoleone. Parliamo invece di che cosa mi è venuto in mente venendo qua in macchina, no? Sì, perché ora me ne è venuto in mente un'altra. Sì. No, anzi due, ma una la devo un pochino meglio, poi c'è un'altra a monte, non avete capito niente, nemmeno effettivamente, se parlo così non capisco nemmeno io. Allora, dunque, diciamo, c'ho un'idea che adesso vi illustrerò, poi un'altra che deve un po', niente di eccezionale, tutta roba che si muove nella sfera sessuale, e poi per rimanere nell'ambito sessuale, un personaggio ormai richiesto ma da molto tempo assente, un bel po' di tempo assente dal sondazzo, Gioia la Troia. Quindi praticamente Gioia la Troia ci sarà, sì, certamente, ma anche quest'altra situazione che vado ad illustrarvi, signore. Allora, io sarò, e qui mi sono inventato un altro nome, il signor Scolo. Sì, il signor Scolo, perché non può essere del, perché è sempre uno del che appartiene a qualcosa normalmente, no? Il signor Scolo del Sifilide. No, Madonna, ma che schifo! Il signor Scolo del Sifilide. Cos'è il Sifilide? È una sigla, naturalmente, no? Non è come pensate voi, non è una malattia venerea. Cosa avete pensato? Ma siete, mamma mia, malpensanti. No, Sifilide. Questo significa sindacato fiche libidinosamente demotivate. Ecco. Il sifilide, sta per sindacato, fi sta per fiche, li per libidinosamente demotivate. Avevo una mezza idea di telefonare, che so, solo a Livorno e dire sindacato fiche livornesi sindacato fiche livornesi invece sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate, praticamente poi per tutti, no? E non solo quindi per i livornesi no? Che cosa fa questo sindacato? E quindi il signor Scolo dà assistenza sindacale a tutte quelle particolari parti del corpo femminile, cioè le fiche, che si sentono demotivate, e via. Insomma, naturalmente verranno fuori dei particolari e poi me li inventerò sul momento. Si può mandare la prossima settimana, no? In ogni caso ora vediamo, perché quando vengono idee mi scoccia veramente mandarle alla settimana dopo o metterle da parte. Giuro, non metto mai da parte un'idea. Cioè, quando mi viene la faccio subito al sondazzo, non è che dico questa la faccio settimana prossima, è difficilissimo che sia successa una cosa del genere, infatti anche questa volta mi sa che vabbè, in ogni caso certo non può rispondere anche un uomo, intendiamoci bene, ma vabbè, vediamo come il primo numero ci dà un segnale ovviamente riconoscibile come di occupato, non niente di male, si fa un altro numero, già qualcuno dovrà pur telefonare visto che c'è il telefono, vero? E allora io ho fatto un altro numero, sentiamo. Telecom Italia. Io me la sentivo, ho detto sentiamo la signorina inesistente, non è vero, non date diretta, non è inesistente, è lei che non esiste, cioè la poveretta ha questo problema, siccome lei non esiste, no? E non esiste perché, capite, è un nastro registrato veramente, è chiaro che va dicendo che ci sono numeri che non esistono perché poverina si deve rifare in qualche modo, e invece lei in realtà che non esiste, sì. Che tu ce lo fai, ma non è mica colpa sua, ma di che c'è ammannata. Ora vediamo un po'. Ragazzi, anche qui non c'è nessuno, qui abbiamo tutti tutto il ventaglio di possibilità. Prima era occupato, poi è arrivata la signorina Telecom e poi adesso non c'è nessuno. Tutto un ventaglio di possibilità, non manca altro che la segreteria telefonica, per esempio, no? Sì, anche quella fa parte delle occasioni perdute, no? Adesso vediamo, io faccio un altro numero, io sono qui assolutamente pronto, no?
Pronto? Ecco, qui vediamo un po' cosa succede, no? Sono pronto. Io sono pronto qui. Pronto? Pronto, signora? Sì? Buongiorno. Chi è parla? Signora, come faccio a dire? Signora, c'è sua figlia? No. Dov'è Chi vuole lei? Dov'è sua figlia, signora? Chi vuole lei? È sua figlia. Ma mi dica come si chiama? Io sono il signor Scolo, devo parlare con sua figlia. Sì, ma voglio dire, io voglio sapere chi è lei, voglio dire. Gliel'ho detto adesso, signora, sono il signor Scolo. Ma io per me non mi dice niente. Ma a sua figlia sì. Ma la mia figliola, e che c'entra la mia figliola? Vede che lei ha una figlia, dicevo bene. Ecco, quindi, no, devo parlare con lei. Non c'è lei. Non c'è. Non se ne sta mica qui lei. Non sta mica lì lei. Se la conosce? Se la conosco. Allora se la conosce lo saprà anche dove sta. Signora, se la conoscessi, scusi, non avrei telefonato a lei, E il fatto è che io non la conosco. Sì, ma lei chi sarebbe, voglio dire? No, signora, io sono il signor Scolo del Sifilide. Di che? Del Sifilide. Io ne so quanto è prima. Non sa cos'è il Sifilide? No. La Sifilide? Nemmeno? La sifilide, sì, quello so. Lo vede che lo sa? È scappata anche da ridere, signora. E allora che voleva dalla mia figliola? Ecco, no, perché il sifilide non è ma il sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Sindacato? Ma per che cosa? Scusi. Perché appunto, mi faccia parlare, abbiamo avuto una segnalazione che sua figlia avrebbe la fica demotivata. Oh, certo, perché... Avevo indovinato che c'aveva una figlia, però hai visto? Però non lo so perché, ma mi sembrava, è vero? Mi sembrava proprio che avesse una figlia, infatti però non viveva lì. No, secondo me però demotivatissima. Sì, facciamo un altro numero, vediamo se arriva nuovamente la signorina della Telecom. No, non è arrivata. Come si chiama questo? Oddio. Pronto? Sì, pronto? C'è Ulisse? Glielo passo. Grazie. Indovinate chi sono? Non sono Gioia Troia, sono Penelope. No, è uscito. Chi devo dirle che ha chiamato? Penelope. Va bene, glielo dico. No, perché mi fa questo verso, scusi? No, glielo dico, va bene. No, dice a Ulisse che sono Penelope e qui non ce la faccio più a disfare la tela, io mi faccio trombare dai proci. Va bene. Prima o poi mi trombano perché non sono froci, sono proci, capito? Ho capito. Glielo dica a Ulisse che se non torna io come faccio? Glielo dico subito. Ma me lo passi che è meglio. Lo dica a Polifemo, mi pigliava per il culo, ha visto? Non credeva alle cose che le dicevo. No, ora perché ho visto Ulisse mi piaceva fare così, dai. Sì, appunto. Ora vorrei fare un altro numero per continuare quel discorso là. Poi Gioia Troia la tiriamo fuori più tardi, sì. Intanto il signor Scolo del Sifilide, bisogna portare avanti questo quasi una crociata contro i cazzi poco intelligenti, poco... Pronto? Pronto, buongiorno signora. Sono il signor Scolo del Sifilide. Sindacato fiche libidinosamente demotivate. Volevo dirle che noi diamo assistenza sindacale a tutte quelle particolari parti del corpo femminile che si sentono demotivate a causa dei CS, dei CA o dei CTP. Sì? Ecco, lei ha mai sentito parlare del nostro sindacato? No, io mai. Lei ce l'ha demotivata oppure motivata? Non capisco, scusi. Lei ce l'ha demotivata? Ma cosa? Signora, gliel'ho detto prima, il Sifilide del sindacato fiche libidinosamente demotivate. No, io niente. Cosa niente? Non ho niente io. Come non ha niente, signora? No. Cioè, tappata? No, io... Ma poi sono già di una certa età, in che senso? Cioè, perché mi dice questo? Cioè, lei è sposata, no? Sì. Ecco, il suo marito ha il CS, il CA o il CTP? Io non lo so, guardi. Glielo chieda, c'è in casa?
Ora non c'è il mio marito, sente, è andato via per No, l'appunto. perché no, vede, il CS sarebbe cazzo svogliato, il CA cazzo assente addirittura, il CTP cazzo troppo presente. Quindi di che categoria è suo marito? Ah, non CS, lo so, CA o guardi, ma tanto a me CTP? queste cose non mi interessano. Ah, lei è demotivata proprio. Sì, la ormai ringrazio. Senza ritorno. Sì, grazie tante. Per sempre demotivata. Sì, Ma lei arrivederci, potrebbe grazie. iscriversi al nostro sindacato, signora, però è gratis. No, guardi. Deve mandare un curriculum fiche. Va bene. Gli do l'indirizzo, signora? No, tanto non mi interessa, la ringrazio. Vabbè, lo dica a suo Arrivederci. marito, CS, CA o CTP, poi glielo dirà lui e Va vedremo bene. quello che si può fare, Va no? bene, grazie, ma non non sia mi così interessa. demotivata, signora. Faccia un sorriso con le grandi labbra, che funziona sempre. Va bene, arrivederci, grazie. Prego, buongiorno. Buongiorno. Io non ho capito se questa ha capito, se ha capito o non ha capito, è stata molto gentile peraltro, no? È stata molto gentile, io sono stato molto chiaro, no? CS cazzo svogliato, CA cazzo assente, CTP cazzo troppo presente, no? Sono afflitte spesso le signore da questi tipi di comportamenti maschili, evidentemente, e allora insomma il sifilide in sindacato entra con la sua assistenza, insomma, devo dire. Insomma, a tutto campo, sì. Basta mandare il curriculum curriculum fiche. No, perché questo mi è venuto a mente stamattina in macchina come al solito. E che foto sono dati? È pronto, signora? Sì, chi Buongiorno, parla? sono il signor Scolo. Chi è? Il signor Scolo del sifilide. Non ho capito. Ecco, signora, mi sente? Sì, la sento, ma Ecco. non capisco cosa dice. Io sono signora, sono il signor Scolo del sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Io penso che lei ormai, cioè non so, quanti anni ha, signora, lei? Io ne ho tanti. 84. 84, quindi ormai lei è fuori età, sa, per la nostra. Per carità. No, non per dire, Hai ragione, lei dai. sarà ancora giovanissima, però purtroppo per il nostro sindacato, sa, Va bene. la demotivazione definitiva, quella ormai. Ci vuole gente giovane. Certamente. Ho capito. Io la saluto e la ringrazio, Grazie, signor. grazie. Buongiorno. Comunque non si Arrivederci. abbatta, lei ha ancora tante cose nella vita da fare, non si abbatta. Grazie. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci. Poverina, come si fa? Però non voleva batterla perché a un certo punto io la escludo dalle fiche più o meno motivate o demotivate, lei ormai alla demotivazione, come dire, definitiva. E come si fa a coinvolgerla in qualche modo? È evidente che non è possibile. Sì. Io a questo punto faccio un altro numero, ora vorrei che mi parlasse la signorina, quella della Telecom. Quando la voglio non viene mai, ecco. Guarda un po'. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Signora, sono il signor Scolo del sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Noi abbiamo avuto una segnalazione al suo riguardo. Pronto? Pronto. Ecco, noi diamo assistenza sindacale a tutte quelle particolari parti del corpo femminile, come lei può capire, che si sentono demotivate a causa dei CS, dei CA o dei CTP. Guardi, non mi interessa niente, buongiorno. Non è una cosa di soldi, signora, non capisca male, CTP, lo vedi, cazzi troppo presenti, cosa devo dire da escludere nel caso della signora. In ogni caso bisogna che la richiami, la devo richiamare, bisogna richiamarla. Adesso questo è un sindacato che copre una fascia di età di donne che va, che so, dai 30 ai 60 buoni, ecco, voglio dire, perché c'è questa fascia, un'ampia fascia di donne demotivate, no? Non loro. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Sì. Ecco, scusi, non è la signora di prima? No. Ecco, è un'altra persona, ma io parlavo con la signora, ma mi ha riattaccato, non Sì, capisco. ma perché. ho capito. Lei ha voglia di prenderci in giro, Ma ci mancherebbe altro. Sono E il allora signor... che cosa vuole? sono il signor Scolo del sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Come il cervello che è impazzito suo, buongiorno. Impazzito mio, il cervello impazzito mio. Impazzito mio, il cervello.
Ma guardate, ma via, ma fate un sorriso, se non con le grandi, almeno con le piccole labbra, voglio dire, no, figurati. Proprio queste donne, mamma mia, per carità di Dio, perché non vogliono iscriversi? Lo sapevo, quando non ti ho chiamato tu sei arrivata, quando ti volevo non c'eri, questa casa non era albergo, capito? Fuori! Oh. L'ho mandata fuori, hai visto? Che parte ti ho fatta, hai visto? Prima l'ho chiamata, non è venuta, ora la viene dopo, ormai non mi serve più, mi serviva prima, ma la chiamavo, ma è roba, guarda, io non voglio più che tu torni qui, va bene? Oh, almeno per oggi. Ah, ma c'è, guarda, che gente c'è nel mondo, anche la gente registrata. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno, parlo con la signora? Sì, buongiorno, mi dica. Senta, sono il signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Abbiamo avuto una... Pronto? Come mai secondo voi questa improvvisamente ha troncato la conversazione, casomai io avessi detto cosa ho detto? Perché questa giovane signora, signora, ha detto di essere una signora, sì, una volta me ne capita una giovane, l'ho richiamata, evidentemente non potevo fare diversamente. Come potevo? Sono il signor Scolo, appunto. Mamma mia. No, che figuriamoci. Aspettiamo che. Eccoci. Bellina sta musica. Bellina. Questa è la segreteria telefonica momentaneamente assenti, ma se dopo il segnale acustico lasciate il vostro numero di telefono nel messaggio potremo richiamarvi quanto prima. D'accordo. Se vi interessa, sono il signor Scolo. Cioè, voglio dire, ma fammi parlare, no? Sono il signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate, ecco. Quindi, siccome la signora si è iscritta al nostro sindacato, noi le dobbiamo mandare la tessera di iscrizione. Ci può comunque, per qualsiasi comunicazione, scrivere o telefonare alla Sifilide, via dei Piattoni, numero 1223,5, località Troia. Arrivederci. Ma che ho detto? Come virgola 5? Vabbè, come Troia? D'accordo, per carità di Dio, hai visto? Ma guarda, ma che dite la verità, che gente c'è nel mondo, ecco, che gente c'è nel mondo. Sento che voce c'è lì, andiamo momentaneamente assenti, questa è nuova, vero? Proprio una segreteria telefonica di quelle originali. Siamo momentaneamente assenti. Ecco, vediamo se c'è qualcuno momentaneamente presente che possa rispondere a quest'altro numero qua. Forse no, perché anche qui forse no. Qui non c'è nessuno, qui non c'è nessuno. Ecco, io farei Gioia alla Troia a questo punto, c'ho voglia di fare Gioia alla Troia, no? Sì, certo. Chissà perché quando dico fiche demotivate, queste donne non accettano di buon grado questa cosa qui. Avessero per caso la coda di paglia. Faccio Gioia alla Troia. Come si chiama quest'omino bello? Allora vediamo. Pronto? Sì, pronto signora? Chi è, scusi? Sì, buongiorno, sono Gioia. Vorrei parlare, chi è, suo marito? Ma chi? Gennaro. Sì, perché? Che c'è? Niente, sono Gioia del telefono sexy, devo fare una telefonata con lui. Va bene, Gennaro, vieni, c'è la signora ti vuole. Gioia la Troia, glielo dico. Sì. Gioia la Troia. Ma perché? Che c'ha da dirgli? Una telefonata sexy, signora. Ma comunque arriva, guarda. Sì, tanto lui ha già pagato, non c'è problema. Ah sì? Sì, ha pagato per 10 telefonate. Ha pagato per 10 telefonate? Certo, facciamo l'amore per telefono. Fa l'amore per telefono? Certo, suo marito è un bravissimo amatore telefonico. Ma venga. Questa è già la terza. Arrivederla? Arrivederla, mi passi suo marito, grazie. Pronto? Pronto Gennaro? Pronto Gennaro? Ciao. Ma non la sento bene, senta. Gennaro!
sono Gioia la Troia del telefono sexy. Ascoltami bene, io e te si deve fare una telefonata di morto pornografia, eh? Pronto Gennaro, mi senti? Sento, sì, beh. Ecco, allora io sono una bella donna, mi chiamo Gioia la Troia e sono mezza nuda. Il tuo respiro si fa sempre più pesante. Vaffanculo, a te chi sei allora, va bene? Ma come? Ma perché dici questo? Sì, ciao, arrivederci, stai bene? Gennari! Cosa avrà capito? Non lo so, eh? Ma io non te lo so dire che l'ha capito, ma io vado oltre, per carità di Gennaro. Io mi aspettavo un napoletano, ma invece non lo è, cioè perché uno può chiamarsi anche Gennaro senza essere napoletano, incredibile, ma è così. San Gennaro, hai visto come l'ha fregati tutti San Gennaro? Dice ora si liquefà il sangue, sarà bello liquefatto prima, non è normale che non fatto così, eh? Lo tiravo fuori la pelle tutto liquefatto. Pronto signora? Sì? Buongiorno, sono San Gennaro. Sì, chi è San Gennaro? Sono io signora. Volevo fare il fatto che siccome mi si è sciolto il sangue prima del tempo. E qui è che è tu Masini? Sì, signore, lei c'ha mica un po' di amido, cose così che induriscono, perché questi sono tutti incazzati qua a Napoli. E si mette un po' di roba dentro, che fa sempre che il sangue sia duro, poi io ci faccio una pisciatina dentro e lo sciolgo, eh? No, non ce l'ho io. Non c'ha un po' d'amido, signore? Non so se serve. Amido. Amide. Non ce l'ho. Non ce l'ha? Davvero ce l'ho, no. C'ha per caso, signore, qualcosa che indurisce, signore? Lei tiene qualcosa che indurisce? Io c'è nulla, insomma. Non c'è niente che indurisce, ma per San Gennaro lo devo fare questa cosa, questa cosa. Io non c'è nulla. Non c'è niente che indurisce? No. Suo marito che ne dice? Proprio, il marito è a letto. Il marito è a letto d'oro, si riposa. Ah, si riposa, fa bene, perché probabilmente ormai si indurisce più. Senta signore, allora quando posso passare? Tanto io, in un attimo posso arrivare da un posto all'altro, sono un santo. Ma per che? Sangue un santo, Ma per che? Io non ho capito se discorso. Allora, dunque, siccome il mio sangue si è liquefatto prima del tempo, no? Che se a Napoli sono incazzati, cioè che hanno fatto la pastetta, che l'hanno sciolto lì dietro nella canonica, e invece no, io sono un santo è vero, tanto è vero che tu dici, San Gennaro facite ma grazie, yam, coppa, io c'ho nulla, scusi tanto. Ci avesse forse un poco di amido, signor? No, c'ho nulla. Ma come, lo stile a mira, c'è stile a mira, signor? Stile a mira? No, c'è neanche quello, no. Un ferro da stiro ce l'ha? Per la stira ce l'ho. Vedi che c'è il ferro da stiro? Allora, se no, l'amido non lo compro, non ce l'ho l'amido. No, vabbè, c'è la pietra pomice, ce l'ha la pietra pomice, signor? Ti tiene la pietra pomice? Non c'è nulla, l'uccellino, ce l'ha l'uccellino? Sì. Lo sente che c'ha l'uccellino, signora? Lei c'ha l'uccellino, ossi di seppia, ne tiene ossi di seppia, signor? Ossi di seppia, signore, ne tiene? No. No, non tiene gli ossi di seppia, l'uccellino. Che l'uccellino c'è da mangiare e basta, ma l'uccellino che fa non tiene manco gli ossi di seppia. Io ti volevo fare una grazia, ma non mi mette in condizione. Ma questo numero chi ha dato a lei? Chi ha dato questo numero a lei? Questo numero è dato a Sant'Antonio. Sant'Antonio, e lui è sempre di qua, c'è il dono della bilocazione, è una mania sua. Ci vediamo sulle nuvole. La serata più assurda di questa, ragazzi, non lo so. Ma che volevo? L'amido, la pietra pomice, l'osso di seppia. L'uccellino ce l'aveva però, si sentiva in sottofondo un uccellino, almeno quello. Oh, vai, andiamo avanti, per carità di Dio, ed ella anche lei, Madonna, è vero che spesso appare, a volte piange e insomma anche lei, insomma, come First Lady si dà da fare. Oh, guarda, ha fatto una tromba. Gioia la Troia, vediamo un po'. Ma io non lo so, sai. Qui non c'è nessuno, gente che da fare, posso inventarmele le persone, Ecco, vabbè. Sì.
Dai, facciamo un altro numero. Il dito si dà un da fare cane, il mio dito sempre in movimento. Come si chiama questo? Sempre che corrisponde. Andiamo bene. No, non c'è verso, via. Non c'è. E facciamo un altro numero. È evidente, no? Ecco, facciamo questo. Mi raccomando, Quella della Telecom non la voglio. Ecco, non la voglio. Meno male. No. Ma se io sdruccio là, lì per lì, su per giù, là per là. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Vorrei parlare con Tolmino, per favore. Con chi? Tolmino. No, mi sa che ha sbagliato il numero. No, non è possibile. Tolmino? Lei chi è, scusi? No, mi scusi, chi è lei? Io sono Gioia. No, mi dispiace, ho sbagliato il numero. No, lei è la figlia? Non c'è nessun Tolmino. Nessun Tolmino? Ma lei come si chiama, mi scusi? Non importa come mi chiamo io. Ma perché? Non le faccio mica del male se so come si chiama, scusi? Non ha importanza, io sono Gioia la Troia. Ah, simpatica. E c'è un uomo lì comunque, forse mi ha dato questo nome falso, però il numero è giusto, certo. Che ha fatto un abbonamento a telefonate sexy con me. Certo, non ho dubbi. Ecco, lei è una signora o una signorina? No, lei è proprio una simpatica invece. No, sono una Troia. Sì, infatti, appunto, parecchio. Io sono una puttana. Una zoccola. Una maiala. Sì, pure. Sì, proprio una merdaiola. Ma questa aveva una vocina così carina, io la richiamerei, dai, la richiamerei. È così carina. E Tolmino, sì, Tolmino, si sa dove è andata a finire Tolmino. Tolmino. Povero Tolmino anche lui. Chissà come si chiama questa qua. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Dica. Mi scusi se disturbo, c'è sua figlia? Chi parla, prego? Sono Amedeo. Amedeo, Simona? C'è Simona? C'è Simona? Ora ho sentito che si chiama Simona. Amedeo chi, scusi? Come ho sentito chiamare Simona, mi scusi? Sì, mi dica che Amedeo è. È sua figlia, no? Mi dica che Amedeo è lei. Vuole sapere che Amedeo sono? Sì. Vabbè, posso dirle il cognome, ma lei non mi conosce. Ma lei me lo dica lo stesso. Siccome hanno fatto uno scherzo ora, immediatamente precedente alla sua telefonata. Non c'entro niente, guardi. Allora mi dica chi è, così gliela passo. Io hanno fatto lo scherzo proprio a lei. Mi chiamo Casini di cognome. Amedeo Casini. Ora gliela passo, Grazie. Pronto? Pronto, Simona? Sì. Ciao, scusa se ti disturbo, sono Amedeo. Tua madre era un po' così sospettosa. Ti voglio dire questo, tu sei una ragazza meravigliosa, mi piaci da morire. Tutto questo, e non volevo dirti altro, solo questo. Io penso di non conoscerla comunque. Certo, tu non mi conosci, io ti ho vista e basta. Per questo che essendo molto timido io non ho il coraggio di manifestarmi. Allora oggi io ho preso il coraggio a due mani e ho detto la chiamo e niente, ti dico, sei bellissima, sei meravigliosa. Grazie. Io credo di essermi innamorato di te. Forse non ci incontreremo mai, ma questo non mi impedisce di dirti questo che sento per te. Grazie mille, arrivederci. Brutta stronza. Grazie mille, arrivederci. E qui non si tromba. Così tromba. Simona! Io vorrei anche averci ripensato, no? Vediamoci, no? Bisogna richiami. Ma guarda, Benino, sì. Benino. Grazie mille, arrivederci. La ragazza. Che vocina, c'è la ragazza, che vocina. Allora, sì. Magari uno sgorbio, certamente. Pronto? Pronto, io ci ho ripensato. Qual è il problema? Cioè, ti amo sempre, ma vorrei incontrarti. No, non esiste. Perché? Perché no? Non esiste proprio? Perché non mi interessa. Perché? Perché sono fidanzata e sono molto contenta. E poi dopo Gioia la Troia e tutte le varie telefonate mi sembra che qui siamo, non so, oggi ci avete preso di mira, insomma. Io non so chi sia Gioia la Troia. La telefonata immediatamente antecedente a questa. E che ci posso fare io?
Non ci credo, mi dispiace, anche perché la voce somigliava anche, fra l'altro. Ah, la voce uguale? Sì, somigliava, sì. Cioè, scusi, guarda. Io sono Gioia la Troia. Sono Amedeo. C'è una certa differenza, no? No, era molto simile. Ma come simile? Come voce camuffata femminile. Scusa, sono Gioia la Troia. Sì, comunque io c'ho da fare, ora è l'ora di pranzo, perché gradirei essere lasciata in pace. Non so chi mi abbia dato il mio numero di telefono. Me l'ha dato Tolmino. Sono Amedeo. Sono due cose diverse. Accidenti. Questa qua, gli diamo il premio Nobel, come fa? Mamma mia. Ricollegava perché la telefonata è arrivata subito dopo, altrimenti non ero io, no, ora mi sono tradito, ero io, vabbè, lasciamo bene. Che tu vai dopo Gioia la Troia, capito? Ma senti poi questa ma che spocchia, vero? Come dire, sono fidanzata e sono contenta. Ha detto sono fidanzata e sono contenta. Ma chi è fidanzata e contenta? Non esiste la contentezza. Ci sono sempre i momenti di appunto di demotivazione, ecco, no? Appunto. Basta beccare quel momento a trombi. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono il signor Scolo del Sifillide, sindacato Fiche libidinosamente demotivate. C'è sua moglie? Ma scusi, chi è che vuole? Sua moglie, evidentemente, perché cioè, lei si è iscritta al nostro sindacato. Quale sindacato? Il Sifilide, sindacato Fiche libidinosamente demotivate. No. Io sono il signor Scolo. Sì, ma qui lei ha sbagliato. Lei non ha una moglie? No. Lei è vedovo? No, sono scapolo. Lei è scapolo? Sì. Alla sua tenera età ancora non ha preso moglie? No. Ma lo fa perché non crede nel matrimonio? No, assolutamente. O forse perché ha altre tendenze? No. No? No. Ma lei proprio non è interessato alla donna? Senta, è inutile che continuiamo questa chiacchierata. Ma per carità di Dio, non è una chiacchierata fra fare. Sì, anch'io sto facendo ciò che ho da fare, quindi non c'è niente da fare per noi del Sifilide. No. Le posso passare Gioia la Troia? No, Guardi, è una ragazza meravigliosa, per telefono fa sembrare vere anche le cose immaginarie. Pronto? Buongiorno, arrivederci. Mamma mia, ma che le oggi, Ha sentito la gente? Il lunedì, madonna, il lunedì, come gli è il lunedì? Facciamo l'ultima, cerchiamo di concludere magari con una risata, se è possibile. Mamma mia, Sì. Ma te pensa un po', Questo sembrava che stesse seguendo un funerale, quell'altra tutta sulle sue, fidanzata. Pronto? Pronta? Signora? Con chi parlo? E io con chi parla, scusa? È lei che ha parlato e ha chiamato lei? No, io non ho chiamato. No. Scusi, chi... Ma ha chiamato lei, qui è Napoli. Ma io non ho chiamato nessuno. Ma lei dove abita? Appunto, che c'entra lei? Mi dica che vuole. Ma io, che c'entro lei con me che io l'ho chiamato? Qui ha squillato il telefono e dice pronto, e sento che lei dice pronto. No, pronto l'ho chiesto ora io perché io credevo che mi chiamassero qui da Grosseto. Ma mi dica lei, ma scusi, ma ha qualcosa da dirmi? Se me lo dica. Ma che ho chiamato? Ma perché è toscana, cosa crede di essere? Arrivederci. È nordica, è toscana, sì. Ce li mangiamo vivi, toscani. L'ho richiamata evidentemente, ora sono di Napoli. Vabbè, dai, si può fare di Napoli, sì, Napoli. Che sondazzo strano. Pronto? Pronto? Sì, pronto, mi dica. Ma chi l'ha chiamato? Io sento che qua lei Ma chi l'ha chiamato? Scusi, ma lei mi ha chiamato, lei mi squilla il telefono, signora, è sempre lei. Scusi, ma ascolti me, io a Napoli non c'ho nessuno. Nemmeno io c'ho nessuno. Allora arrivederci, in io Toscana non telefoni più, Ma lei non telefoni più, signora, lei non deve più chiamare. Telefono. Lei non stacchi niente, perché io voglio ricevere una telefonata importante, non posso stare a sentire lei, capito? Ma chi l'ha telefonato? Non mi chiami più. Ma chi ha telefonato? Lei mi ha chiamato! Ma scusi, ma che è ubriaco?
No, che vuol dire briaco? Briaco? Che vuol dire briaco? Perché ha già bevuto, sì, un curiella vina. L'ho richiamata, cioè, anzi lei ha richiamato me, sicuramente lei ha richiamato me. Vediamo se non ha staccato, non ha staccato. Ci fosse un omino in casa magari, No, a volte c'è un omino e non risponde questa volta, anzi è lei che mi chiama, quindi non rispondo io. È sempre... Pronto? Chi è? Ma ancora voi? Cioè, pronto? Pronto, chi è? Ma qui è San Gennarino, Guagliarolo, mi scusi, qui è Napoli, ma che è sempre la signora prima o qualcuna? Cioè no. Qui mi squilla il telefono, io rispondo e sento voci femminili. No, qui siamo a Grosseto. Ma scusi, lei chi è? Il figlio, la figlia? Sì, io sono la nipote, chi è? La nipote della persona. Che niente, io sento squillare il telefono. Io mi chiamo Gennarino, qui è Napoli, e io rispondo. E quella signora mi diceva, ma è lei che mi ha chiamata? No, io non... sarà qui qualche guasto, non lo so, anch'io ho risposto, hanno suonato, io non lo so. È suonato il telefono? Sì, ma ha suonato, sì. Anche a me? Io non lo so. È già la terza volta, dico la terza volta che mi tocca alzarmi e prendere il telefono. Anche a me mi suona, non lo so, c'è qualche guasto. C'ho da un guasto, io ho l'impressione che siate voi che mi facciate gli scherzi, No, è qui uguale, suona anche qui. Che voi della Toscana, chi vi credete di essere, perché siete toscani, No, non c'entra niente, qui proprio suona, cioè non è colpa nostra. Quanti anni tieni tu? Io? Perché? Così, sei molto giovane. 20. 20 anni? Sì. Pensavo ancora meno, una ragazzina. Ma qui mi sono... Allora sei tu che mi fai gli scherzi, 20 anni, 20 anni, sarebbe anche... sì, che faccio? Rifaccio Amedeo un'altra volta, dai, l'ho richiamato, però dico, che faccio ancora Amedeo? Ragazzi, allora questo è troppo appiccicato, no, troppo appiccicato. Troppo appiccicato. No, non posso fare Amedeo, non posso. E non so nemmeno il nome delle ragazze, capito? Se io conoscessi il nome, vorrei fare Amedeo. E anche se rispondessi, casomai, no, non conosco il nome, quindi non risponde, quindi non c'è contatto, no? E questa continua a squillare, cioè squillare a me, sentite come squilla. In realtà la signorina stanno prendendo una decisione assolutamente irrevocabile. Non rispondere al telefono. Che peccato. Questo richiamo nei confronti di una dolce e fresca ventenne, magari sai, fa care, perché non è detto che l'età, vero, per carità di Dio, ci sono donne più in là con gli anni che se ne mangiano vive certe ragazzotte di 20 anni, però sai, comunque queste vocine ti fanno pensare, quasi dice, ma che sono un pedofilo? No, ma questa c'ha 20 anni. Beh, l'importante è immaginarselo, no? Come voi a volte immaginate il G, lo immaginate come magari non è, non importa. La ragazza non risponde e su questa desolante chiamata, questo appello che poteva essere addirittura d'amore, d'amore, il povero G deve indubbiamente concludere. Ecco, vedi, ci ha pensato da sé, si è concluso da sé, non ho più tempo, I got no more time, è finito il sondazzo.